Per la giunta regionale il risultato è storico, ottenuto dalla somma di diversi finanziamenti. La Liguria non ha mai visto uno stanziamento simile, ha detto oggi Toti in conferenza stampa. I fondi contribuiranno a realizzare centinaia di interventi a neanche 5 mesi dall'ondata di maltempo di fine ottobre. 800 i cantieri che saranno aperti. I risarcimenti dei privati inoltre copriranno il 75% dei danni ed è la prima volta che accade. Le somme urgenze dei comuni saranno coperte al 100%. Pioggia di soldi anche nel Tigullio. Tra i contributi più importanti ci sono i 700.000 euro per la risistemazione di Renà a Sesti Levante, 483.000 per la ricostruzione delle passeggiate a mare di Zoagli, 450.000 per la zona di Paraggi, 200.000 euro per la pulizia del fondale nel Golfo di Rapallo. Direi che è unico per la tipologia degli interventi, cioè noi abbiamo sommato i classici interventi di protezione civile stanziati dal governo al fondo strategico regionale che per la prima volta si è aperto anche alla difesa del suolo e quindi alla messa in sicurezza del territorio e ovviamente anche per la prima volta i risarcimenti entro i 5 mesi dall'evento per i privati cittadini e per le attività economiche. Tutto questo lo si ottiene con una grande collaborazione istituzionale, quindi Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Governo, Regione e soprattutto i sindaci dei territori che sono stati il nostro alter ego fondamentale per la compilazione delle richieste di danno prima e delle priorità adesso 2019 sul quadro appena approvato, lo saranno evidentemente anche per il 2020 con gli altri 100 milioni che distribuiremo.